Ci sono due racconti, uno dopo l'altro. Il primo si intitola Abbiamo sbagliato ed è un racconto pervaso da una sorta di malinconia, di senso di fallimento rispetto alle idee, alle battaglie che poi si sono rivelate fallimentari nei decenni a proposito della difesa e della salvaguardia dell'ambiente. Però il secondo racconto si intitola Ce la faremo e qui parliamo di speranza. Qui parliamo assolutamente di speranza, perché non c'è dubbio che negli ultimi decenni abbiamo fatto, diciamo, il passo più lungo della gamba, no? Abbiamo esagerato, abbiamo consumato troppo capitale rispetto agli interessi che avremmo dovuto utilizzare, no? Nel grande patto della natura noi dobbiamo utilizzare gli interessi e lasciare intoccato il capitale abitualmente. E poi però c'è un messaggio di speranza, che è la didascalia a una scena che mi ha stupito l'anno scorso, giorno in cui abbiamo piantato un giovane ginkgo, tra l'altro, alto 80 centimetri, e nonostante le intemperie, nonostante una pioggia battente, noi ce ne siamo andati perché avevamo freddo, eravamo intirizziti, e un bambino si è fermato da solo, quasi scappando dai genitori, è andato a prendere un innaffiatoio e si è messo ad innaffiare questo giovane albero. Ecco, sì. Questo è successo ed è stata una cosa commovente, con la quale ho voluto chiudere questa raccolta di racconti, perché sicuramente c'è speranza, l'importante è essere tutti d'accordo su questo e quindi farlo assieme. Sì, questa è un'immagine tra l'altro molto poetica, molto evocativa, quella del bambino, però ci sono progetti anche molto concreti, penso al progetto 400 dell'Università di Padova. Sì, il progetto 400 al quale peraltro saranno devoluti tutti gli introiti che deriveranno dalla vendita di questa raccolta di racconti. È un progetto dell'Università di Padova che si impegna a piantare, studiare, seguire, curare alberi per i prossimi 400 anni. Cioè per almeno i prossimi 4 secoli, e questo è un impegno formale e concreto che l'Università di Padova, che sta per festeggiare i suoi 800 anni, si è sentita di prendere. Quindi speranza e una visione del futuro ottimistica. Assolutamente ottimistica, senza nessun dubbio. Per gli alberi e quindi anche per noi. Per gli alberi e per le piante e conseguentemente per noi. Allora, era venerdì 12 aprile 2024, bacini anti-alluvione, il piano del Veneto. Inaugurato l'intervento sul Bacchiglione da 19 milioni, salverà Vicenza e Padova. Gli invasi possono raccogliere 6 milioni di metri cubi d'acqua. Io vorrei questa mattina che a casa stesse molto attenta a queste persone che ascolteranno questi due illustri ospiti, due persone molto competenti, perché noi veramente abbiamo necessità di ascoltare quelli che sanno. Ecco, perché siamo sotto elezioni, tutti sanno tutto di tutto, specialmente i politicanti. Noi con quello che è successo invece dobbiamo ascoltare chi veramente sa, chi veramente può dare delle direttive, delle informazioni, può decidere anche che barra deve tenere la politica per salvare questo territorio sempre più fragile. Abbiamo visto cosa sta succedendo nella meravigliosa perla delle Dolomiti, questo cemento che non finisce mai. Allora ne parleremo col professor Andrea Marion, ordinario di idraulica Università di Padova e cittadino della Marca Trevigiana, e col professor Luigi Dal Paus, emerito di idraulica all'Università di Padova. Allora, io partirei proprio dal professor Dal Paus. Professore, io sono partita con queste immagini del professor Lucio Montecchio, che veramente ringrazio sempre perché ci manda dei video per far capire l'importanza di salvaguardare la natura, ma soprattutto di capire cosa sta succedendo, perché gli addetti ai lavori sono anni che dicono cosa bisogna fare, dove bisogna intervenire, ma sembra che qualcuno non ascolti, oppure prendi una linea e poi per sempre, per questi maledetti voti e per la carega, perché è questa, e va da un'altra parte, oppure non fa quello che dovrebbe fare. Cosa sta succedendo secondo lei, professor Dal Paus, e cosa dire a tutte quelle famiglie che veramente sono rimaste senza azienda, senza casa, e si passano il cerino, non si riesce a capire bene chi ha torto e chi ha ragione, ma non deve pagare sempre pantalone, non lo trovo corretto. Ma qualcuno addirittura ha detto, professor Dal Paus, che dobbiamo fare all'esterno delle case, se sono in criticità,
come di piccoli Mose per salvarle dall'acqua. Ma che discorsi sono? Prego, professor Dal Paus, e poi sentiremo anche Andrea Mario. Io penso che l'indirizzo da intraprendere è stato da tempo suggerito, ed è stato suggerito anche da persone autorevoli come potevano essere i componenti della Commissione De Marchi. Purtroppo, diciamo la verità, queste indicazioni sono state per lungo tempo disattese. Poi, dopo la piena del 2010, si è intrapreso a eseguire alcune opere che hanno dimostrato, seppure in misura limitata, i loro effetti benefici, ma poi ci sono tanti rallentamenti che dipendono da egoismi locali, da suggerimenti anche di tecnici che forse non hanno chiara l'idea di cosa significhi difendersi dalle piene, o forse una piena vera non l'hanno mai vista. Questa è la realtà. La politica dovrebbe persistere nelle iniziative che sono incominciate a concretizzarsi dopo la piena del 2010. Procediamo, ma procediamo secondo me con molte lentezze, anche per le difficoltà che vengono, appunto, come ricordavo prima, infrapposte e che rallentano. Basti pensare a quello che è capitato con riferimento all'intervento suggerito sul Piave all'altezza delle Gravi di Ciano. Abbiamo perso 3 anni a discutere del nulla, secondo me, perché quell'iniziativa non ha bisogno di essere rallentata, semmai ha bisogno di essere al più presto concretizzata. Poi le opinioni possono essere diverse, ma penso che anche chi esprime opinioni diverse, prima di parlare dovrebbe riflettere, poi riflettere ancora e infine forse sarebbe meglio che tacesse. Professor Dal Paus, qualcuno ipotizza che quello che dovrebbe essere fatto, questo bacino di laminazione sulle Gravi di Ciano, possa tranquillamente essere fatto dopo Ponte di Piave. Il problema è che c'è un grande business, perché ci sono i vigneti, e perciò viene deciso di farlo su queste Gravi di Ciano, perché più in là ci sono i vigneti. Lei come commenta? Ma io non penso che sia questo il motivo. Innanzitutto chi suggerisce di iniziare a difendersi all'altezza di Ponte di Piave forse non conosce neanche la storia del Piave, perché il Piave storicamente è sempre esondato anche a monte, prima dell'uscita del suo corso d'acqua dalla provincia di Treviso. Quindi se noi realizzassimo un intervento a Ponte di Piave potremmo forse difendere il tratto che sta a valle di Ponte di Piave, ma sicuramente non potremmo difendere la parte della provincia di Treviso e la parte alta della provincia di Venezia al loro confine. Questa è la realtà. Poi che ci siano dei vigneti, io non è che conosca localmente dove questi vigneti sono stati inseriti, ma sicuramente saranno stati inseriti in golena, e il contributo delle golene durante una piena non è di grandissimo significato. Il problema è che il Piave è sottodimensionato, è stato sottodimensionato nella sua parte terminale, non è in grado di contenere le massime piene che vengono da monte, e quindi a mio avviso resta valida la soluzione suggerita dalla Commissione De Marchi, che è quella di decapitare i colmi di piena a monte per salvare valle. Questa secondo me è la realtà ingegneristica. Poi se si vogliono inseguire altre idee, bene, si possono inseguire, ma con i numeri si dovrebbe dimostrare che queste nuove idee sono davvero alternative a quelle già suggerite.
e che non sono invece idee che vengono messe sul tavolo per creare un po' di confusione e in definitiva rallentare. Con riferimento poi a un intervento a Ponte di Piave, io direi che è un intervento che incrementa sensibilmente il rischio idraulico, perché nel caso di crisi di queste strutture sarebbe pesantemente investita tutta la zona adiacente e la zona che sta a valle di Ponte di Piave. Questa è la mia opinione. Allora sentiamo anche il professor Andrea Mario, ordinario di idraulica all'Università di Padova, cosa ne pensa delle parole del professor dal PAOS. Vediamo anche le immagini che ha mandato sia Dio ti salvi Perin, che è proprio un sostenitore di questo bacino di laminazione sul Grave di Ciano, e contrario a quella che ci diceva sul fondo Piave, sul basso Piave. Sentiamo, professor Marion, a lei la parola. Vediamo anche le immagini, prego. Tanto grazie dell'invito, Mirella. Vengo sempre da lei nella doppia veste di cittadino trevigiano, anzi castellano, come dimostra la foto che ho scelto alle mie spalle, che mostra Castelfranco qualche giorno fa, tristemente invaso dall'acqua. Sì, quando vengo da lei prevale il cittadino sull'accademico, ma oggi è un po' a sorpresa perché non me l'aspettavo, mi trovo a ritornare indietro di 30 anni e trovarmi un po' come ero un esaminando, 30 anni fa ero un esaminando del professor Dal Paso, perché sono stato suo allievo all'università. Mi fa piacere, allora, molto piacere Mario. Mi sento un po' sotto esame, adesso vediamo. Ho paura che abbia una predisposizione un po' negativa rispetto alle cose che dirò, però vediamo se riesco a raccattare un 18. Allora, avevo in animo di parlare un po' del rapporto tra la cittadinanza e gli eventi estremi, visto quello che sta accadendo e rischiamo che accada anche in questo momento, ma vengo trascinato a parlare della cosa specifica che riguarda il Piave, in particolare le laminazioni sul Piave a Ciano, no? Allora io lascio da parte per un attimo quello che sta accadendo in questo momento e vado direttamente sul punto che il professore ha sollevato e sul quale c'è un'ampia discussione che è esplosa, direi, anche nell'ultimo anno, tanto che non sono l'unico ad avere come dire, delle idee critiche, ad aprire una dialettica attorno alla opportunità di costruire l'invaso a Ciano, ma c'è una rete di colleghi universitari che si sono radunati anche a convegno recentemente, che provengono da molte discipline diverse. Questo è uno degli aspetti fondamentali che vorrei introdurre, cioè quello della capacità di ragionare da ingegneri del nuovo secolo in modo multidisciplinare e non solo con l'approccio che è anche il mio e che ho imparato all'università, prettamente ingegneristico e mi permetto di dire anche a volte un po' idraulicistico, cioè che vede nella risoluzione idraulica dei problemi l'unico ed esclusivo valore fondante le scelte. Questo secondo me è un po' l'elemento importante di snodo del ragionamento. Perché? Perché le scelte, non lo dico io, lo dice l'autorità di bacino col piano stralcio del 2010 e lo dicono gli studi di 20 anni, ha valutato una serie di opzioni che prevedono 4 invasi, il professore lo sa benissimo, 4 invasi, tant'è che ci sono stati convegni a Sernaglia in cui si sono anche dibattuti, si sono confrontati esperti, idrologi con lo stesso professore, mi ricordo una dialettica serrata una decina di anni fa. E lì è venuto fuori dagli studi è venuta fuori una chiara valutazione di come ci siano 4 possibilità di intervento, possibilmente da coniugare insieme in qualche modo, e in cui le priorità avevano dato proprio allo sviluppo della soluzione Ponte di Piave la priorità, mettendo Ciano al secondo posto di preferenza. Ora, quello studio, dal mio punto di vista, soffriva già del fatto di essere uno studio fatto da studiosi un po' del Novecento, che non avevano ancora portato dentro gli studi completamente tutta la sensibilità e tutta la importanza che diamo oggi e che sentiamo fortissima perché ci viene anche dai nostri figli, oltre che da noi stessi,
la necessità di salvaguardare parti del territorio che sono ormai ridotte al lumicino, sono ormai poche, molto ridotte, e che sono come dire, da vedere un po' come le ultime aree da proteggere che abbiamo in ambito fluviale. Tant'è che a Ciano, alle Grave di Ciano, gli studiosi di altre materie ci insegnano che c'è il 9% della biodiversità dell'intero Veneto. Cioè stiamo parlando di un tesoro visto da altri punti di vista che non sia la nostra idraulica e la nostra difesa, che dobbiamo mettere insieme non per mandare sotto la gente veneta, ma perché la scelta sia come dire, il più possibile coerente anche con ciò che siamo diventati, non solo con ciò che eravamo nel secolo scorso. Professor Dal Paus, continuiamo questo interessante dibattito. Per far capire bisogna ascoltare tutte e due le campane, poi ognuno si fa le proprie riflessioni naturalmente, però bisogna farle essendo competenti, non si può sparare se non si sa. Allora sentiamo come commenta e come risponde il professor Luigi Dal Paus al professor Andrea Mario. Mi sembrano grandi ingenuità, perché etichettare quelli che hanno proposto soluzioni diverse come ingegneri del passato e non quindi attuali, penso che sia sicuramente un po' presuntuoso e fuori di luogo. Io credo invece che bisogna riflettere attentamente anche da quello che dice il professor Marion con riferimento all'ambiente. Credo che debba essere come dire, sottoposto a qualche valutazione critica. Forse il professor Marion è troppo giovane per ricordare come erano davvero le Grave di Ciano, come erano davvero prima che i cavatori intervenissero a mano libera sulle Grave stesse, trasformandole in un paesaggio lunare da quello che erano. Poi penso che il professor Marion non abbia una conoscenza approfondita delle conseguenze che le utilizzazioni delle acque del Piave hanno determinato sulla morfologia dell'alveo e quindi anche sull'ambiente. Su tutto questo bisogna riflettere. Poi bisognerebbe anche riflettere sul fatto che un invaso ad uso di piena non può essere confuso con un invaso tradizionale. Sono due strutture che sono gestite in modo assolutamente diverso. L'invaso di piena, per quanto possibile, tenuto sempre vuoto. L'invaso destinato a una utilizzazione idraulica diversa, come potrebbe essere l'uso idroelettrico o quello irriguo, deve essere mantenuto per quanto possibile sempre pieno. Allora, realizzare un invaso ad uso di piena sulle Grave di Ciano non significa assolutamente occupare con strutture che non sono compatibili con l'ambiente, secondo il professor Marion, queste Grave. Le Grave restano quelle che sono, saranno invase dalle acque una volta ogni 30-50 anni e per il resto del tempo saranno quelle che sono oggi. Io ricordo soltanto che se noi pensiamo come ha pensato la Commissione De Marchi del resto, che il Piave a valle di Ponte di Piave possa convogliare con qualche modesto intervento di riposizione in quota delle arginature fino a 3.000 metri cubi secondo, ebbene, se è così, noi dovremmo decapitare a monte i colmi di piena superiori a 3.000 metri cubi secondo. E allora, con riferimento a questo dato, l'unica piena che ha superato i 3.000 metri cubi secondo a Nervesa, cioè all'uscita del Piave del suo bacino montano, è la piena del novembre 1966. La seconda massima piena mai verificatasi sul Piave è quella dell'anno prima, 1965, quando si sfiorarono i 2.700 metri cubi secondo. Allora, noi avremmo visto le vasche di Ciano invase dalle acque soltanto in occasione di una piena come quella del 66. Vedremmo le vasche di Ciano invase dalle
dalle onde di piena del Piave solo se si verificasse una piena pari a quella, superiore a quella che si è verificata nel 1965, che è la seconda massima piena mai registrata. Allora penso che il sacrificio, tra virgolette, che si pretende sulle Grave di Ciano è un sacrificio minimo. Parlo da bellunese perché quelli che sostengono questa idea di difendere l'ambiente all'altezza delle valli di Ciano, sbagliando, forse non hanno in mente cosa hanno combinato i loro nonni a monte nelle valli bellunesi, che sono state devastate dalle realizzazioni sostenute da questi signori, che hanno trasformato radicalmente il paesaggio, l'ambiente di molte valli bellunesi. Riflettiamo un po'. Non è che il sacrificio va bene quando lo fanno gli altri, non è che le opere vanno bene perché quando non sono sul mio territorio. Le opere vanno bene quando sono efficaci e difendono tutti sul territorio. Allora, ragioniamo bene. Addirittura la magistratura ha detto che le idee che ostacolavano la realizzazione dell'opera sulle Grave di Ciano non è motivata e sostenibile. Tutto si può fare. Basta assumersi la responsabilità, professor Mario, perché lei dovrebbe essere disposto, sostenendo le cose diversamente e sostenendo altri tipi di interventi, innanzitutto di dimostrare con i numeri che le sue soluzioni... No, fermi, ognuno parla, poi si ricontrapone. Prego, finisca, professor Del Paus. Sì, che le sue soluzioni vanno bene, che sono effettivamente alternative. Poi di tutto il resto, vabbè, bisogna corretto assumere posizioni diverse, ma bisogna assumerle assumendosene la responsabilità. Allora sentiamo, prima di rispondere col professor Marion, Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo, veloce, mi raccomando. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Il professor Del Paus dice parole sante. È vero quello che dice e bisogna che ascoltiamo molto bene gli idraulici. Partiamo dalla Serenissima. Nel 500, nella Serenissima, l'organo più importante, va bene, era il magistrato delle acque. Quello che diceva il magistrato delle acque, difatti da creare Venezia sull'acqua, il ha fatto quello che ha fatto. Ascoltiamo sta gente che sa che è buona a risolvere i problemi. Non stiamo andando in mano si propone dei problemi a gente che non sa neanche cosa che sia l'acqua. Questo è un problema che ha da risolvere questi scienziati che sono qua, questi idraulici, che io fa per mestiere, che conosce benissimo il territorio, conosce tutto. È un problema, abbiamo sbagliato tutto quanto per costruire, abbiamo cementato, non abbiamo fatto prima, nel 500 mi sapeva ne scrivere, il ha fatto Venezia con milioni di alberi, perché dove si avere gli alberi è a Serenissima, ma non cavava un albero nessuno, senza permesso, va bene, degli idraulici. E ora cosa siamo arrivati? A posto, grazie Rinaldo, a posto, se no non ce la faccio, sono molto importanti, rispetto naturalmente anche tutte le telefonate, però capite che dobbiamo ascoltare gli addetti ai lavori e poi ognuno fa le proprie riflessioni come ha fatto il nostro Rinaldo. Prego professor Mario. Allora, ribatto punto per punto al professore. La prima cosa che voglio dirgli è che innanzitutto ricordo anche allo spettatore che capita che sia anch'io professore di ingegneria idraulica, esattamente come il professor Del Paus. Sono la generazione che arriva dopo la sua, formata anche da lui e dai suoi colleghi. Quindi le basi culturali sono le stesse, poi lui dirà che noi abbiamo imparato abbiamo imparato male, in realtà noi abbiamo imparato anche qualcosa di diverso, in particolare il mio percorso ha in qualche modo incluso anche altre cose oltre all'ingegneria idraulica, e devo dire che queste tornano fuori. La prima cosa è questa: quando lei accusa di presunzione
gli altri, io gliela ribatto, gliela mando di riflesso questa accusa di presunzione, perché secondo me la presunzione ce l'abbiamo noi idraulici quando pretendiamo di fare il lavoro degli altri e di giudicare su ciò di cui non siamo competenti, mi permetta, perché lei, io riconosco la sua competenza in idraulica come la riconosco a me stesso, però onestamente dovremmo lasciar giudicare a quei colleghi che si stanno esprimendo in maniera molto organica sui temi degli impatti che l'operazione di Ciano avrebbe realmente, e credo che abbiano, proprio per rispetto alla competenza, dovremmo affidarci anche a loro e non pretendere noi ingegneri idraulici di essere un po', come dire, dei tuttologi, come a volte rischiamo di fare. Io non mi permetto di dare giudizi sulla qualità ambientale delle grave di Ciano, ascolto gli altri che me le dicano, e invece mi pare che lei si sia fatto un'idea prima, forse sulla base della propria esperienza, magari avrà delle competenze di ecologia che io non conosco. Quando lei poi dice che io mi muovo su basi ingenue riguardo agli aspetti quantitativi, beh guardi, è facilissimo per me risponderle, perché sono i numeri li ha messi giù l'autorità di bacino con gli studi che si sono susseguiti, che lei conosce ancora meglio di me, e sono arrivati al piano stralcio che ha detto delle cose chiarissime a riguardo. Vedo che lei non tocca l'argomento e mi piacerebbe che lei entrasse in argomento invece, perché sono stati proprio numerosi colleghi a fare la proposta di cominciare da Ponte di Piave, trovare delle soluzioni organiche che prevedano invasi non diffusi, ma comunque un numero superiore all'unica soluzione di Ciano, che tra l'altro non dovrebbe essere neanche la prima, semmai dovrebbe risultare l'ultima, e che potrebbe avere dimensioni molto più contenute, molto meno impattanti, laddove si facciano le altre opere. Io tra l'altro vorrei, se la regia potesse mostrare una cartina che il professore conosce meglio di me, perché ha aiutato lui a produrla. Ecco, il professore conosce benissimo questa cartina, che segna, è dell'anno scorso, quindi non so se sia aggiornata completamente, ma comunque mostra l'idea. Questi sono gli invasi in costruzione o costruiti nel Veneto, e io vorrei far notare una cosa: questi invasi, un piano che io condivido completamente, anzi devo dire che il modo in cui si è operato è del tutto razionale, del tutto logico, trova però nella questione di Ciano un'anomalia, ma un'anomalia anche culturale rispetto all'approccio che si è seguito nel resto del piano, perché immediatamente noi vediamo che tutti gli invasi vengono fatti nell'alta pianura, nelle zone di ricarica degli acquiferi, quindi laddove come dire, c'è anche la protezione legata a quel rapporto tra pendenze e attività morfologica del fiume, di cui adesso non mi dilungo perché sono questioni assolutamente tecniche, ma gli invasi si fanno, e giustamente, laddove i fiumi entrano nell'alta pianura e tra l'altro vanno ad occupare aree che sono già alterate, in qualche modo compromesse, perché destinate all'agricoltura e quindi già prive per storia propria di quel valore specifico e particolare che ha invece l'attività di Ciano. Torniamo alla cartina, per favore. Si può notare come l'intervento a Ciano, che è quel puntino giallo che si vede un po' sulla destra, è un intervento che è anomalo rispetto agli altri, anche perché si trova ancora dentro le nostre colline, la zona ancora a fondo ghiaioso, estremamente attiva morfologicamente. I colleghi geomorfologi che hanno scritto anche delle relazioni con me su questo proprio in occasione della questione legale, su cui adesso tornerò se ho un altro minuto, condividono il fatto che spostando quel punto giallo un po' più a valle si sarebbe anche in coerenza culturale con l'approccio che si è seguito in tutte le altre parti del Veneto, come a Caldogno, le soluzioni più virtuose che già vediamo operative. Ultima cosa, la questione legale. Ora, il tribunale amministrativo giudica i procedimenti con i quali si arriva alle decisioni, non entra nel merito delle decisioni. Io devo dire
che inorridisco quando vedo tecnici e politici usare le sentenze amministrative come atti politici. È una cosa che non si può vedere. È una cosa che non si può vedere prima di tutto come cittadino. Io inorridisco di fronte a questi atteggiamenti che usano strumentalmente le cose. Su questo sono assolutamente, ho una posizione assolutamente forte. Allora, in attesa che si capisca una volta per tutte cos'è più utile per tutti, perché qui stiamo parlando della popolazione, no? Di un certo settore, io vorrei capire anche, e lo chiedo sia al professor Dal Paus che al professor Marion, cosa possono fare i sindaci, cosa possono fare le province, cosa possono fare in attesa che questo venga chiarito, perché non è che le piene ti avvisino in maniera anche, diciamo, scadenzata quando arrivano e quando ci saranno. C'è un'allerta rossa. Ma cosa vuol dire allerta rossa? Cioè, spiegami cosa devo fare se ho l'allerta rossa nel territorio. Ecco, questa informazione che manca al cittadino. Non sa neppure mettere i sacchi, perché non gliel'hanno insegnato. Mette i sacchi verticali e l'acqua entra dappertutto perché non lo sa. Eppure sono anni che dibattiamo l'utilizzo anche dei sacchi, l'utilizzo di pulire questi canali, di pulire questi fiumi. Abbiamo visto cosa si trova, abbiamo visto le immagini. Allora, io dico, ma allora tutti quanti dobbiamo fare squadra, tutti quanti dobbiamo cercare anche di capire, ma c'è qualcuno che ci deve anche spiegare. Non può essere che solo i tavoli agli addetti ai lavori sanno e tutti noi non sappiamo, quelli che dovrebbero sapere non sono informati e non si sono attrezzati perché non sanno neppure come attrezzarsi e come fare quando sono attrezzati. Professor Dal Paus, a lei, poi andiamo dal professor Mario. Ma cosa vuole che le dica, signora? Io resto sempre sorpreso da certe indicazioni. Io credo che il problema vero è quello di difendersi dalle acque. E ho anche detto sempre che dal mio punto di vista è molto meglio difendere la vita dell'uomo comune di San Donà piuttosto che la vita della lepre Trina Ricciuta che viaggia per le grave di Ciano. Questa ovviamente è una battuta. Questo per dire che noi stiamo giocando con il fuoco, perché ad oggi non siamo noi che ci siamo difesi dalle piene del Piave, è il Padre Eterno che ci ha difeso dalle piene del Piave. E se il Padre Eterno mai una volta non avesse tempo di occuparsi di noi, sto parlando di noi che viviamo lungo il Piave, sarebbe un disastro che farebbe impallidire quello che è capitato nel 1966. Il professor Marion probabilmente non ha visto nella sua vita mai il Piave in piena. Io in quell'occasione l'ho vista perché l'ho vista nella valle in cui sono nato, ho visto quello che è successo nelle altre valli del Bellunese, ho visto i morti che ci sono stati anche in provincia di Treviso. Allora io credo che bisognerebbe per un momento capire che facciamo parte di una società più ampia di quella che sta attorno al paesello in cui noi viviamo e che un piccolo sacrificio chiesto a chi vive in certe posizioni è quanto mai opportuno se mette e salva le vite di chi sta più a valle. Su questo dobbiamo riflettere. Quanto poi alla posizione della vasca di Ciano, io non sono il progettista di nessuna di queste opere, ho semplicemente sempre studiato queste opere, i loro vantaggi e i loro svantaggi. Bene, la posizione delle casse di espansione a Ciano è una posizione strategica perché difenderebbe tutta la pianura a valle di Nervesa e di questo c'è bisogno, secondo me. Poi uno la pensa diversamente, ma venga con i numeri a dimostrare che va bene la soluzione diversa. Quanto poi alla cassa di espansione pensata
a suo tempo all'altezza di Ponte di Piave, ricordo che il segretario dell'autorità di bacino di allora, di autorità, stabilì che la massima piena del Piave rispetto alla quale difendersi era 4.000 metri cubi secondo come portata massima. Quando poi noi nel 1966 abbiamo visto passare a Nervesa almeno 4.850 metri cubi secondo, come ha indicato magistralmente il professor Ghetti, ricostruendo i valori di quella piena attraverso un'analisi delle portate massime che si sono registrate a monte in sezioni controllate, dove la stima della portata poteva avvenire con criteri e metodi direi più che affidabili. Questo bisognerebbe ricordare. Abbiamo Quindi... Antonio da Padova, professore, se non mi cade la linea, poi dobbiamo andare in pubblicità e poi daremo la risposta e il commento dal professor Mario di quello che ha detto il professor Dal Paus, per così capiamo, cercheremo di capire anche noi. Vai Antonio! Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Comunque l'altro giorno ho sentito Zaia che diceva che praticamente il terreno non assimila più l'acqua. Certo, signor Zaia, specialmente il terreno dove c'è il cemento, perché nel Veneto la cementificazione è sempre in aumento e quindi si vede anche territori tipo la Cortina, tanti territori che vengono cementificati perché dicono che l'occupazione si può creare con la cementificazione. Io invece la penso diversamente, signor Zaia, e anche, diciamo, politicamente parlando. L'occupazione si può creare dando la possibilità al popolo di poter spendere i nostri soldi. Perché quando la gente non ha i soldi è inutile che tu ti preoccupi di costruire, di cementificare, che tanto io non è che mi mangio il cemento, io ho bisogno di soldi in tasca per vivere, per poter anche, diciamo, far sposare i miei figli, i miei nipoti. Ma se tu hai in mente di creare posti di lavoro facendo cementificare il territorio, questo è una cosa sbagliatissima. Poi dopo puoi fare bacini e fichete voi, ma vedo, e poi diciamoci la verità, lo vediamo tutti i giorni, quanto cemento viene buttato giù nel Veneto. È inutile che ci parliamo addosso. O la smettiamo, perché siamo con l'acqua alla gola, logicamente. Adesso serviva a fare il bob a Cortina, che vengono tagliati 1.100 alberi per creare un bob, e poi non è finita lì, ci vuole anche dopo una superstrada per far passare i turisti che vanno a vedere il bob. Ma questo qua è una conseguenza, e adesso ci lamentiamo perché abbiamo l'acqua alla gola. Signori, grazie Antonio, devo andare avanti, devo andare alla pubblicità, ma sei stato chiarissimo, ringrazio, ognuno fa le proprie riflessioni, pubblicità e poi andiamo dal professor Andrea Mario. Molto semplice, sarà allerta rossa ancora nelle prossime 24 ore, nel senso che già in serata avremo precipitazioni. Potrebbero non essere problematiche se non avessimo avuto ovviamente tanta acqua nelle giornate passate, quindi il terreno oggi non è in grado di ricevere e assorbire quell'acqua che altrimenti assorbirebbe. Sarà dunque lo stato di saturazione del suolo stavolta a fare la differenza nell'evoluzione di questa nuova allerta meteo, con l'ultimo bollettino del centro funzionale decentrato della protezione civile che segna rosso nel bacino Alto Brenta Bacchiglione Alpone e in quello Basso Brenta Bacchiglione. Il resto del Veneto è prevalentemente arancione, piove sul bagnato e non è un modo di dire. La parte principale dell'ondata ce la dobbiamo aspettare tra la mezzanotte e mezzogiorno di domani, con precipitazioni estese, fenomeni temporaleschi
e precipitazioni che come livelli massimi possono anche superare i 130 mm. La zona più colpita è quella della Pedemontana. Questa è la fotografia scattata dall'assessore Bottaccin, che ha già istituito l'unità di crisi con le previsioni che sono in verità allarmanti per l'intera settimana. Domani sarà forse la giornata più brutta, le precipitazioni saranno abbastanza estese, persistenti, e il pomeriggio anche a carattere di temporalesco, quindi estremamente instabile visto le temperature che sono cresciute. Poi dovremmo avere un miglioramento già in serata, mercoledì mattina ancora una pausa e poi di nuovo il pomeriggio ancora precipitazioni. Le carte parlano chiaro, dice il generale Iannicelli, che fa un primo bilancio di stagione. Una brutta primavera dal punto di vista meteorologico. Certo che con i cambiamenti climatici ora si è tutto accentuato, quindi peggioramenti intensi, precipitazioni abbiamo visto, temperature che passano da nettamente superiore alla media, come abbiamo avuto qualche settimana fa, a nettamente sotto la media. Questa è l'instabilità, questo è il nuovo tipo di tempo con cui dovremo fare i conti nei prossimi anni. Resta sull'emergenza di queste ore Bottaccin da evitare scantinati e zone interrate, non solo. Durante i fenomeni intensi, qualora non sia necessario, è bene non spostarsi da casa, ma soprattutto io dico sempre, quando i fiumi sono in piena, stare distanti dagli argini e distanti dai ponti. A lei, professor Andrea Mario. Allora guardi, mi lasci dire subito che figuriamoci se la salvezza delle persone non è la priorità per tutti, incluso me. Ci mancherebbe altro, non si può sentire che possa essere messo in discussione questo. È evidente che delle opere strutturali vanno fatte, stiamo solo parlando di dove farle, punto, perché altrimenti qui andiamo completamente fuori. Il servizio che avete mostrato, tra l'altro, cade a fagiolo perché solleva un punto estremamente interessante e provo a spiegarmi. Quando in Emilia-Romagna l'anno scorso è successo quello che è accaduto proprio perché l'evento più importante si è verificato pochi giorni dopo un altro evento molto significativo che ha proprio ridotto la capacità di invaso naturale del sistema e ha sostanzialmente portato quasi a un raddoppio degli effetti del secondo evento. È successo anche da noi questo. Quando venne Vaia, la punta di Vaia arrivò 24 ore dopo una prima piena significativa che in qualche modo rese il secondo evento, che era il 60% della piena del 66, grave a Ponte di Piave quanto quasi il 66, proprio per l'effetto moltiplicatore che ha la pioggia precedente sul verificarsi di un evento. Questo porta degli aspetti psicologici assolutamente importanti che consistono nel fatto che anche quando si è protetti dalle opere strutturali non si può abbassare la guardia. La situazione più grave in assoluto è quella che potrebbe venirsi a creare quando la sensazione di sicurezza che viene dal fatto di avere opere strutturali come i bacini di laminazione faccia pensare alle persone di essere al sicuro, cosa che non è mai vera. Primo perché l'evento che possa superare qualunque progetto di opera idraulica è possibile e coi trend che vediamo diventa, non dico probabile, ma sempre più possibile, prima cosa. E secondo, ci possono essere anche combinazioni di eventi che rendono un evento eccezionale, diciamo eccezionalmente normale, un evento straordinario che assume pericolosità. Io ho incrociato le lame di recente anche con un alto dirigente regionale su questo punto, sul fatto che non si può rinunciare alle opere non strutturali, che sono fatte di opere diffuse su scala piccola nel territorio, ma sono fatte anche di comportamenti e di capacità di istruire le persone sul come comportarsi. Mi pare che Zaia e Bottaccin abbiano detto esattamente le cose giuste da dire e abbiano toccato il punto nel servizio che avete appena mostrato. Sì, allora sentiamo Paolo da Montagnana, poi diamo la parola al professor Dal Pauso. Vai Paolo, veloce! Allora, buongiorno Mirella, a te e agli ospiti. Mirella, allora, secondo me sì, è giusto i bacini di laminazione, è giusto che vengano fatti, però Mirella, io dico solo una cosa, che 100 anni fa i nostri anziani sono riusciti a fare tutto con le carriole e i badili.
Oggi con le pale meccaniche non siamo neanche capaci a pulire i fossi. Io vorrei che qualcuno venisse giù qua nel Basso Veneto a vedere la situazione dei nostri scoli com'è. Fossi che quando io ero piccolo erano larghi 2 metri, non ci sono più. Perché taglia l'erba, lasciala lì, e magari crolla un po' il coso, assa lì. Tutto qua, Mirella, fossi non esistono più per lo scolo delle acque. E poi siamo arrivati al punto che fra Casale, Urbana, Montagnana siamo pieni d'acqua. Cioè, hai capito, Mirella, cosa mi intendo? Le pale meccaniche non le devono tirare fuori solo per sistemare gli argini quando vengono rotti. Quando il tempo è bello devono scavare i fossi che c'erano. Ci sarà una mappa di questi fossi che raccoglievano le acque una volta. Un ringraziamento e un saluto a tutti. Grazie a te Paolo. Ecco, quello che a casa si riflette è anche questo, ma perché non si fa la pulizia adeguata? Eppure abbiamo consorzi, paghiamo delle tasse, eppure vediamo, e infatti è la mia domanda che l'avevo fatta, avete glissato tutte e due, cosa possono fare i sindaci, cosa possono fare i presidenti della provincia? Avranno degli addetti ai lavori che devono fare questo per mettere in sicurezza il territorio? Non si possono vedere le pale solo dopo l'alluvione e mai prima, cioè, ma la prevenzione chi la deve fare? Ci sarà qualcuno che controlla se questi addetti alla prevenzione fanno il loro lavoro o no? Perché qua non si riesce a capire più niente e il cittadino poi si vede perdere la casa, l'azienda e passano il cerino. Professor Dal Paus. Ma cosa posso dire? Io penso che ci siano problemi che appartengono a 2 ordini di grandezza diversi. Il problema principale è quello che riguarda i grandi fiumi. Nessun grande fiume del Veneto è in grado di convogliare al mare in condizioni di ragionevole sicurezza le massime piene che possono arrivare da monte. Questi fiumi non possono, rispetto a questi fiumi non ci si può difendere se non attraverso un criterio che privilegi la trattenuta dei colmi di piena a monte per ridurre le massime portate che vanno a valle. Diverso è il discorso sulla rete, la cosiddetta rete minore. Qui sicuramente l'urbanizzazione dissennata che è stata favorita nei 50 anni che ci hanno preceduto, diciamo che questa è stata sicuramente una scelta che non ha contribuito a migliorare la condizione di quel territorio dal punto di vista idraulico. È là che i sindaci si dovrebbero applicare, è là che i sindaci dovrebbero porre attenzione sulle zone che destinano a essere occupate attraverso i loro strumenti di pianificazione. La pianificazione che ha caratterizzato il Veneto da questo punto di vista è stata una non pianificazione. L'hanno condotta tecnici che non avevano le competenze necessarie per proporre una pianificazione ragionevole. Io penso che sulla rete idraulica minore la responsabilità dell'uomo sia anche più grande di quella che l'uomo del tempo che fu, nel caso specifico del Piave, la Serenissima, ebbe nei confronti dei grandi fiumi. La Serenissima, maestra nella gestione delle acque per quanto riguarda la difesa della laguna di Venezia. Per quanto riguarda il territorio circostante non è definibile in questo modo, tant'è che quelli che abitavano i territori circostanti alla laguna chiamavano la Repubblica non serenissima ma dominante, il che sta a dire tutto. Ed è stato molto chiaro e la ringrazio, perché è qua che volevo arrivare. Noi abbiamo delle persone che non sono all'altezza, nonostante abbiano una certa competenza, che risiedono in certi uffici, di fare prevenzione in questo territorio. Non sanno di cosa si parla, purtroppo è così, non c'è niente da fare. Per fortuna che l'ha detto il professore, perché io ero partita all'inizio, poi avevano glissato un pochino, ma ci siamo arrivati e succede quello che succede. Allora sentiamo Vladimiro da Rovigo. Vladimiro. Grazie Mirella, sottolineo Rovigo, quindi il fiume Po Adige e anche il fiume Tartaro, quindi
diciamo, non so proprio a secco di materia. Nell'ultimo intervento il professore Castelfranco ha detto una cosa giustissima, cioè che l'argomento è molto complesso, complicato, il discorso non è mai finito, è sempre di intervenire, aggiornare e stare attenti. Dopodiché però vorrei fare due domande, due appunti al professore Castelfranco Veneto. Prima, a parificare i modi di affrontare i problemi che crea i fiumi o torrenti che scendono dalle Alpi tra Vicenza e Verona, applicandoli alle piave. Se mi posso permettere, quei torrentoni che vengono giù dalle Alpi vicentine, il Retrone, l'Agno, il Chiampo, qua, penso che non sia neanche degni di essere un affluente del fiume Piave. Cioè, mi pensa che vuoi proprio due dimensioni diverse per affrontare la soluzione dei problemi del Retrone, per il quale basta una o due casse appena arrivi in pianura, giustamente, che il Piave invece è tutta un'altra cosa. Cioè qua do ragione al professore, quello più anziano, perché non so il nome, che lì è un discorso che deve essere... Dal Paus! Ah sì, ecco, che deve essere in tutto il fiume. Dopo un'altra cosa, e chiudo, perché sempre il professor Castelfranco all'inizio aveva di portare un aggiornamento non suo ma sentito da altre persone, che nelle gravi diciamo che c'è da salvare l'ambiente, la natura e via parlando. Giustissimo, mi abito vicino al delta, quindi però salvare i nidi degli uccelli, le tane degli animali via parlando non è un problema idraulico, è un problema ma di altro tipo, no, che può essere la presunzione di una comunità che dice siccome che mi devo salvare gli aironi via parlando, scarico tutti i problemi idrici e idraulici su di te e te rangi e mi so superiore e no, questo qua non va bene. Cioè, grazie Vladimiro, devo chiudere perché se no non ce la faccio, devo mandare prima di risponderti questo servizio Chiampo, colline sbriciolate e poi il professor Mario risponderà al nostro Vladimiro da Rovigo. Andiamo a vedere. Provincia vicentina messa a dura prova dal maltempo della scorsa settimana. Solo sul territorio della Val di Chiampo si contano una decina di frane, la maggior parte delle quali ad oggi messe in sicurezza, che hanno comportato la chiusura di strade. L'ultima che resta chiusa è via Fogazzaro. Stiamo monitorando tutte le varie frane, sono circa una decina ormai, riceviamo costantemente numerose segnalazioni dai nostri cittadini, stiamo monitorando il territorio e siamo consapevoli appunto delle fragilità che il nostro territorio ha dopo questo evento atmosferico. Ma a preoccupare in vista delle nuove piogge è la fragilità del territorio, inzuppato, fa fatica a ricevere ancora acqua. Preoccupano tanto anche i corsi d'acqua secondari, tutte le nostre valli, poiché con la piena del fiume Chiampo ci siamo ritrovati che il fiume non riceveva più ulteriore acqua e gran parte delle valli del nostro territorio sono tracimate e quindi la forte preoccupazione è anche sulle nostre valli e stiamo cercando appunto di ripristinare per quanto possibile almeno gli imbocchi di questa valle per poter garantire lo scorrere dell'acqua, visto che domani è previsto un nuovo evento atmosferico molto intenso. Questa è una delle strade in cui si lavora, liberata venerdì dai detriti. La frana che ha invaso la carreggiata ha costretto l'unico residente, scampato alla furia dell'acqua che scendeva dalle 2 rogge in fondo alla via, all'isolamento per 2 giorni. In quella notte di mercoledì sera, che sono arrivato qua a 9 di sera, era impossibile arrivare a casa perché quasi in auto mi portava via. Un po' di paura, comunque fandomi coraggio sono arrivato a casa. Ecco. Lei ha rischiato di essere travolto con l'auto? Ho rischiato proprio in questo punto che siamo, che sarà alto 2 metri la frana e sassi, questi qua bei grossi, che mi porta via con l'auto proprio giù. E lei è stato 1 giorno e mezzo isolato perché dovevano liberare la strada? 1 giorno e mezzo, 2 isolato. Allora, professor Mario, abbiamo visto questo servizio che fa capire come è fatto il nostro territorio. Lo vediamo, è semplicissimo, non è che possano nasconderli, ma soprattutto tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Si parla, ma bisogna agire, bisogna fermare, certo. Bisogna prevenire e abbiamo gli strumenti per farlo. Non è che si possono lasciare nei magazzini e tirarli fuori solo quando è arrivata la piena. Prego, professor Mario, e rispondiamo anche a Vladimiro da Rovigo, poi vi saluto. Guardi, finiamo con un tratto pacifico perché io sottoscrivo l'ultimo intervento del professor Del Paus parola per parola.
Questo proprio a favore del fatto che almeno su questo siamo completamente d'accordo. Devo anche ricordare però che c'è un problema psicologico nel rapporto tra il cittadino e la gestione dell'acqua, perché è un po' atipico e dobbiamo fare anche autocritica come cittadini. Noi affrontiamo il problema dell'acqua con una tale occasionalità, cioè ci capita di occuparci di queste cose così a spot, che tendiamo a dimenticarci molto velocemente quello che accade. Faccio un esempio: tra pochi mesi le posso garantire che, vedendo il prati secchi anche in prossimità di una zona allagabile, verrà voglia sicuramente a qualche cittadino come me di farci qualcosa sopra, perché è naturale, succede dappertutto. Abbiamo le golene di tutta Italia invase da edifici residenziali, commerciali, artigianali, eccetera. Perché? Perché ci basta vedere per qualche anno, per non vedere il problema, per dimenticarcelo. Quindi attenzione, che la percezione che abbiamo come cittadini può essere un po' falsata. Scusi professor Mario, guardi che c'è anche l'urbanistica, che i sindaci dovrebbero tenerne conto, Certo, no, ma è pacifico, però è a questo che servono i tecnici, una buona organizzazione tecnica. Devo anche dire che l'evento eccezionale come quello che è avvenuto a Castelfranco l'altro giorno ha dei numeri tali per cui è inevitabile che quando avvengono queste cose le opere servano a mitigare ma non riescano a risolvere completamente il problema. Allora lì occorre sviluppare una cultura anche individuale della protezione, perché guardi, le faccio solo una battuta. Il mio sindaco ha citato l'altro giorno come i danni a Castelfranco vadano sulle decine di milioni di euro, perché molti allagamenti di locali interrati portano a danni dell'ordine dei 100.000 euro. Ora, le garantisco, e lo sappiamo tutti, che per proteggere certi locali da danni dell'ordine di 100.000 euro basterebbero soluzioni molto meno costose, che impediscano all'acqua di entrare in quei locali attraverso delle misure su cui le persone possono. Ecco, io dico, forse dovremmo fare i bonus e dare i crediti d'imposta alle persone perché facciano queste cose piuttosto che altre. Però professor Mario, mi scusi, poi andiamo a salutare anche il professor Dal Pauso, ma perché deve essere sempre il cittadino che si prende cura non solo della sua casa all'interno ma anche dall'esterno, con tutte le tasse che paghiamo? Ma perché dobbiamo sempre essere noi? Per carità, nessuno dice che non dobbiamo attenzionare il giardino, quello che ci sta attorno. Ma non può essere che noi risolviamo sempre i problemi che la politica non riesce a risolvere perché non investe nel territorio. Non ci sto, professor Mario. Professor, devo chiudere perché abbiamo forato. Ma mi ha capito male, devo chiudere, ma ne riparleremo, la inviterò ancora. Sentiamo come ci saluta il professor Dal Pauso. È frainteso. Da ingegnere antico speriamo in tempi migliori e soprattutto speriamo che i sindaci si occupino dell'urbanistica del loro territorio piuttosto che di opere che non sanno nemmeno come funzionano. Grazie. Veramente grazie anche a lei, professor Luigi Dal Pauso, sempre chiaro, sempre nel pezzo, come il professor Andrea Marion, che ringrazio. Abbiamo sentito le due realtà, ecco, le due realtà a confronto, che è importante questo, sentire le due campane, poi ognuno, ma competente, deve trarre le conclusioni. Quello che io dico invece è che qualcuno deve prevenire, non sono di sicuro i cittadini, e anche istruirli come fare in caso di piena con questi mezzi, con questi sacchi, come posizionarli e cosa fare. Forse anche questa informazione non farebbe male, visto quello che sta accadendo e che accadrà purtroppo anche in futuro. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità.
la signora del bar che doveva venire ad aprire aveva trovato il controsoffitto caduto all'ingresso e quindi non c'era elettricità. Quindi mi sono precipitato a scuola, la situazione tutto sommato non era così grave come sembrava, c'era una caduta d'acqua dal primo piano abbastanza abbondante che ha causato un cortocircuito nell'impianto elettrico, quindi ha fatto diciamo che le luci non potevano essere accese. È stata un'alba concitata all'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna, dove una perdita d'acqua ha causato il crollo di una parte di controsoffitto nell'atrio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che, oltre a mettere in sicurezza l'area, hanno verificato l'assenza di criticità strutturali. Al primo piano, nel bagno dei docenti, in un lavandino, un tubo flessibile aveva ceduto, per cui da ieri sera, presumo verso le 8-9 di sera, c'è stata una perdita d'acqua trafilata ovviamente al piano terra e quindi la caduta dei controsoffitti, che per fortuna sono di pannelli in cartone, quindi in ogni caso non sarebbe stato un problema, diciamo, di sicurezza grave. I ragazzi sono stati tenuti fuori per un quarto d'ora. Le lezioni sono così partite regolarmente. C'è stato un po' di caos all'inizio, però è andata bene. Siamo entrati a scuola e non è successo niente. All'inizio c'era un po' di paura che potesse succedere qualcosa, però poi si è svolto tutto normalmente, non c'era nessun pericolo, insomma. Non vedendo ambulanze mi sono tranquillizzata. In mattinata un certo allarme si era diffuso sui social, poi rientrato nel corso della giornata. Resta però un tema, quello delle manutenzioni, soprattutto ordinarie. La provincia ha fatto interventi sull'illuminazione, ha messo tutto il LED per risparmio energetico, eccetera, però poi appunto se non andiamo anche a controllare altri particolari che sono l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, un difetto anche minimo può causare danni notevoli, quindi è poi anche difficile in realtà andare a verificare tutto quanto, ma diciamo che un controllo ogni tanto nei 30 anni sarebbe giusto farlo. Più poteri ma soprattutto risorse in materia chiede proprio la provincia, che da qualche anno ha avviato un piano straordinario per l'edilizia scolastica. Il problema che ha avuto la provincia nei primi anni del Rio, e cioè quella della carenza di manutenzione, oggi è diventato un problema da risolvere. Da manutenzione ordinaria passiamo alla straordinaria. È fondamentale che le province abbiano la possibilità di manutentare e di provvedere all'edilizia scolastica così come alle strade. Allora, abbiamo sentito l'edilizia scolastica perché è una cosa che preoccupa molto. Noi non abbiamo solo i ponti che sono veramente in grosse difficoltà, che sono fragili, abbiamo anche le scuole. Ne parleremo questa mattina con Massimo Ballon, dirigente scolastico Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna, che ringrazio tantissimo, veramente professor Ballon, di essere qui con noi. Saluto anche Pablo Perissinotto, cantautore da Motta di Livenza, perché abbiamo bisogno anche di staccare la spina, questi giovani sotto una pressione mediatica che fa spavento. Ecco, se noi siamo preoccupati, pensate loro quello che si vedono attorno, cosa stanno facendo, e il futuro è loro, perché è loro il futuro. Allora, professor Ballon, cosa ci racconta queste scuole in sicurezza? Io so che lei si è battuto tantissimo, sta cercando di dare anche dei segnali positivi, però chi deve intervenire, il discorso che si faceva prima, il professor Dal Paus diceva: inutile che i sindaci si vantano di fare delle opere, non sanno neanche di cosa fanno se non hanno delle persone competenti all'interno che sono anche dirigenti, l'ha detto il professor Dal Paus, che devono conoscere veramente la situazione. Com'è la situazione dopo questo crollo, professor Ballon? Ma diciamo che il fatto risale a quando sono arrivato come dirigente scolastico all'Einaudi Scarpa. Provenivo da 2 anni di esperienza in Carnia, dove in un istituto comprensivo, un Valtagliamento, in cui avevo 2 sedi completamente diciamo, messe a terra, stavano per essere ricostruite per motivi di sicurezza. Sono arrivato a Montebelluna, la mia ex scuola dove ho insegnato per 18 anni, mi sono trovato appunto una mattina una chiamata d'emergenza con voce di un crollo del soffitto. In realtà era il crollo di un controsoffitto all'ingresso, però era dovuto a una cosa che diciamo una particolarità un fatto molto semplice. Si era rotto un flessibile sotto un lavandino, flessibili di circa 30 anni di vita, quindi parecchio usurato, e nella notte aveva ovviamente lasciato una quantità d'acqua enorme. Questa era trafilata in tutto il primo piano terra, negli uffici, e alla fine ovviamente il controsoffitto, che è di resina, quindi specie di cartone, è crollato.
E questo ovviamente ci ha dato un primo segnale di come una cosa non trascurata, diciamo un particolare trascurato, possa creare in realtà poi danni anche per migliaia di euro. Però purtroppo non è stato solo questo caso unico. Quest'anno abbiamo avuto anche la palazzina cosiddetta dei geometri, sempre vicino alla sede centrale, che ha subito e subisce ogni volta che piove infiltrazioni d'acqua con cadute d'acqua e di controsoffitti anche nelle aule. La situazione è monitorata con la provincia, stiamo seguendo la cosa, ma il tutto è dovuto a una leggerezza nell'eseguire dei lavori che erano previsti per quest'estate e che invece, diciamo, sono stati l'imprevisto arriva sempre, la bomba d'acqua che ti arriva nel momento in cui vuoi chiudere il lavoro poi lo chiudi di fretta e la situazione, diciamo, è degenerata. I ragazzi è da tutto quest'anno scolastico che vivono con i secchi d'acqua vicino, spostandosi di volta in volta per evitare che il controsoffitto cada in testa. Ecco, questa è una situazione purtroppo abbastanza usuale nelle scuole italiane. Noi onestamente l'Einaudi Scarpa è una delle scuole, diciamo, migliori della provincia, perché l'Einaudi, pur essendo stata costruita negli anni 90, inizio anni 90, è una scuola con diciamo una struttura notevole rispetto a tante altre. In più abbiamo la nuova sede Scarpa che è stata costruita con metodi innovativi in legno eccetera, che sta per essere ultimata, visto che ospita sia noi, il professionale dello Scarpa, sia il professionale, l'alberghiero, il Maffioli, e quindi sono scuole abbastanza innovative. Il problema poi ci sono particolari che sembrano delle sciocchezze, ma anche la sede Scarpa è una sede nuova, ma ci sono infiltrazioni d'acqua, è una scuola in legno e quindi nel tempo, se non viene mantenuta in maniera corretta, potrà dare segnali strutturali non proprio piacevoli. Ecco, diciamo che con la provincia abbiamo sempre mantenuto stretti rapporti nel valutare queste situazioni. Loro si trovano abbastanza, diciamo, anche loro nella situazione di non poter intervenire sempre alla chiamata. Ormai mi hanno detto che non possono più programmare interventi nel corso dell'anno o nel biennio, ma lo fanno quando arrivano dei finanziamenti, quindi in quel momento decidono quella che è la priorità. Chiaro che le scuole sono tante, sono tutte ormai abbastanza datate, a parte quelle che stanno costruendo adesso, e quindi hanno tutte bisogno di manutenzione e risistemazione, perché basta una grondaia che perda, ti trovi il laboratorio allagato, come è successo all'Einaudi quest'anno. Sono tutte situazioni da valutare e che richiederebbero invece una manutenzione continua, che non avviene perché non ci sono, diciamo, le risorse per questo. E sì che quel famoso flessibile che si è rotto costa meno di €1 all'hobby, quindi diciamo potremmo pensare anche noi internamente di fare queste manutenzioni, solo che non è previsto che i miei bidelli facciano anche questo. Allora, professore, dopo averla sentita e ascoltata attentamente, io ho anche il dubbio che non è che ci siano proprio queste carenze di denaro che non si possono trovare. Io lo dico tutte le mattine perché è quello che vediamo tutti, è che si fanno dei percorsi diversi. Qual è l'urgenza del mio territorio? Cosa devo fare per mettere in sicurezza il mio territorio? Le cose urgenti, quali sono? I ponti, le strade, le scuole, anzi io direi le scuole, i ponti, poi ultima metterei anche le strade, perché a mio avviso ne abbiamo anche tante. Forse se ci fermiamo un attimino e mettiamo veramente in sicurezza e a norma quello che abbiamo non sarebbe così male. Il problema è che il business è tutto da un'altra parte, lo dico io, professore, non lo dice lei, il business è nella cementificazione, colate di cemento dove non servono e dove servono invece non si riesce neanche a cambiare il perno che costa €1. Perché? Perché il progetto è tutto da un'altra parte. Ma la mia domanda è anche questa, professor Ballon. Come vivono i ragazzi questa situazione? Perché i ragazzi non sono mica stupidi. I ragazzi sanno benissimo quello che dovrebbero avere che gli spetta di diritto e quello che non c'è. E qualcuno si arrabbia. E qualcuno fa anche dei gesti, anche delle volte molto criticati anche dall'opinione pubblica,
che magari non riesce a criticare il politico perché magari anche lo difende, perché noi riusciamo a difendere anche l'indifendibile a volte, mentre i ragazzi no. I ragazzi hanno il coraggio di scendere nelle piazze, di mostrare la faccia e delle volte anche dei gesti estremi perché non ne possono veramente più, perché il futuro è loro, è nelle loro mani. Cioè se crollano i soffitti, sotto ci sono loro, quei professori, non è che ci sia un ponte, una scalinata, ci sono loro che sono persone. Cosa dice il professor Ballon? Poi sentiamo anche Perissinotto. Diciamo che la cosa fondamentale è star bene a scuola. Un ragazzo viene a scuola volentieri, studia volentieri, non accadono situazioni di bullismo eccetera se stanno tutti bene a scuola. Star bene a scuola vuol dire non semplicemente essere un gruppo di amici, vuol dire sentirsi in un ambiente accogliente, che funzioni, che non abbia, diciamo, problemi. E questi ragazzi sono stati ragazzi anche molto intelligenti perché abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo confrontati, loro mi hanno manifestato chiaramente il loro disagio e hanno scritto anche al giornale, perché è uscito un pezzo sul Gazzettino in cui loro esprimevano in una lettera tutto il loro disagio. E abbiamo chiaramente concordato la situazione, abbiamo capito che il problema non era fondamentalmente della scuola, non era il loro, era un problema che poteva essere risolto solo da un ente terzo. Adesso è chiaro che lei diceva ci sono delle priorità, la scuola è una delle priorità, c'è poca attenzione in questo, onestamente ci sentiamo come dirigenti, ci sentiamo spesso messi ai margini perché veniamo solo colpiti quando succede qualcosa di eclatante che allora è colpa della scuola, se non ha fatto questo non ha fatto quello. Noi facciamo il possibile, l'ambiente in cui vivono i ragazzi deve essere confortevole e sicuro e questo è fondamentale per poi poter anche fare un'azione didattica di livello alto, insomma se io entro in una scuola dove mi cade il soffitto eccetera, mi viene da prendere il pennarello, scrivere sui muri e rovinare tutto quello che c'è. Se invece io trovo una scuola bella, pulita, in cui tutto funzioni e attrezzata bene, come onestamente anche la mia scuola, allora anche queste tentazioni vengono meno. Viene magari più voglia di studiare, di stare più attento anche a quello che sta dicendo il professore. Sentiamo come commenta Pablo Perissinotto, cantautore con una sensibilità che ho avuto tante volte ospite, ecco, che va al di fuori, che ha il coraggio di dire anche lui quello che vede, quello che sente, poi lo mette nelle sue parole, nelle canzoni, la fragilità dei ragazzi, la fragilità dei diversamente giovani. Abbiamo un territorio fragile da nord a sud, a est a ovest, ma in tutte le sue fragilità. E stiamo parlando di fragilità a 360 gradi che non vengono ascoltate. Questa è la verità, perché il politico di turno fa i propri affari e non fa quello che invece chiede la fragilità. Ci siamo divisi, abbiamo sempre questa paura di tutto e di più. Infatti ieri ho ricevuto una telefonata che metteva in allarme gli anziani, guai uscire, ho spento la telefonata, ho detto no, non è il messaggio che voglio dare questa mattina perché non può passare questo, non è vero che è così, non dobbiamo aver paura di uscire da casa, che dobbiamo stare attenti sì, ma avere paura è tutta un'altra cosa. Prego Pablo Perissinotto. Vorrei semplicemente dire che l'analisi del dirigente scolastico Massimo è perfetta, cioè nel senso che si racchiude tutto quello che è un po' il disagio di quello che è un po' la strutturazione della scuola pubblica italiana, a cui veramente Massimo io ti chiamo per nome perché hai fatto una rappresentazione talmente cosciente che veramente mi va solo che di manifestare estrema solidarietà per dire che appunto in realtà chi lavora nelle scuole ha tutte le migliori intenzioni, però se non c'è un supporto da parte delle istituzioni queste intenzioni si vanno a frantumare. E tutto, come dire, diventa molto più difficile, vuoi per la burocrazia, vuoi appunto perché il sistema dei finanziamenti non arriva in queste cause fondamentali per dare magari priorità ad altre cause molto meno importanti. Ecco, io mi aggiungo alla causa sociale che ha appena manifestato un dirigente scolastico di una scuola pubblica dove ha manifestato tutte le particolari complessità di fronte a ogni emergenza sociale che riguarda un istituto scolastico.
E questo però mi dispiace, ma deve essere rimandato a un appello politico, perché o cominciamo veramente a sollecitare chi può fare veramente qualcosa, e purtroppo non è il dirigente scolastico. Il dirigente scolastico è il terminale di un sistema e deve accogliere quello che gli arriva per poter poi dirigere un istituto. Io penso appunto a questo, che la scuola pubblica sta perdendo terreno giorno dopo giorno, come la sanità in realtà. E questo secondo me è un paradosso sociale che dobbiamo un attimo, su cui ci dobbiamo riflettere, ma veramente riflettere a fondo, perché ne va nel nostro futuro, nel senso che la nostra è una società impostata per, secondo me, per un favore che deve essere pubblico, non è preparata fondamentalmente. Allora Pablo, ti interrompo un secondo perché abbiamo Mirko da Padova, se no mi cade la linea. Andiamo, vai Mirko. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. E un saluto ai suoi ospiti. Volevo solo dire una cosa, signora Mirella. Non capisco perché c'è una differenza tra il pubblico e il privato. Il privato decide di fare un palazzo. In un anno il palazzo è fatto. Non c'è la burocrazia. Io ho cercato di bloccare il taglio di alberi, villette. No, si fa il palazzo. Non importa poi se le tubazioni non vengono modificate, ma si fa il palazzo di 10 piani. E un anno è fatto. Non capisco perché le scuole, il pubblico, diventa un problema cambiare un tubo, cambiare un soffitto, modificare una scuola. Cioè, la differenza che in Italia c'è è tra il pubblico e il privato. Questo dimostra chiaramente che Zaia, non è che io voglia portare Zaia, ma ha capito che purtroppo Roma non ce la fa più a gestire una nazione, un centro a Roma, non ce l'ha. Bisogna che ogni regione, ogni comune abbia un'indipendenza di attività, di manovra e tutto. È così che si velocizzano le cose. Ma se noi dobbiamo partire da Roma dopo vanno ai 1000 uffici ministeriali, e dai ministeriali vanno alla regione, e dalla regione poi vanno ai comuni, e i comuni vanno alle province, e dalle province arriva questo, noi ci troviamo tipo il signore che ha in fianco che se deve fare una riparazione ci vogliono 3-4 anni e in un anno ti fanno un palazzo di 10 appartamenti. I privati riescono a saltare tutto, perché io le dico che ho parlato addirittura col ministro Frattini per bloccare un taglio di alberi di una villetta, non c'è riuscito neanche il ministro Frattini, non le dico, scritto a Roma. Dunque vuol dire, signora Mirella, che c'è una differenza abissale tra il pubblico e il privato. Il pubblico è rimasto indietro di 100 anni, il privato viaggia come una Ferrari. Purtroppo no, neanche come una Red Bull con motore Honda si può dire, perché la Ferrari ormai va come va l'Italia, va a singhiozzo. Ecco, questo per me è una questione di dimensioni. Io sono convinto che se veniamo gestiti in maniera più piccola forse si raggiungono risultati migliori. Un saluto ai suoi ospiti, signora Mirella. Grazie caro Mirko. Ricordo che la regione e anche la provincia hanno abbastanza autonomia in fatto di scuole, perché bisogna dire anche questo, perciò non è che sempre bisogna passare il cerino a Roma, è facile passare sempre il cerino a Roma. Professore, cosa dice? È che magari mentre un tempo la provincia aveva del suo personale che agiva immediatamente sul problema, adesso è tutto quanto dato in affidamento esterno, quindi noi per segnalare un qualcosa abbiamo una piattaforma, segnaliamo il problema, arriva la ditta che ha in concessione i servizi, vede il problema, dice che costa troppo, torna indietro e finisce lì. Allora quello che riusciamo a fare noi è, io ho un bravissimo bidello, un collaboratore scolastico che nella vita ha fatto un po' di tutto, quindi lui sa mettere a posto le maniglie che si rompono, le finestre che non si aprono, eccetera. E allora io do a lui un incarico che non sarebbe neanche chiaramente il suo compito,
compriamo il materiale e facciamo immediatamente i piccoli interventi, perché se dobbiamo aspettare appunto la provincia passano quei mesi che lo scarico non funziona, il bidet non va, eccetera. Quindi... Vedete come lavorano all'interno delle scuole. Allora vi dico che quasi sicuramente interromperemo la trasmissione alle 11 perché purtroppo c'è questa allerta rossa, e quando dicono che va alla straordinaria vuol dire che c'è un'allerta molto pesante, molto preoccupante. Ecco, speriamo veramente che si risolva tutto, però capite perché sono partita con questi due grossi professionisti questa mattina per parlare proprio di emergenza nel nostro territorio. Allora andiamo a sentire anche invece quello che fa Pablo Perissinotto, queste parole bellissime, questa lettera a mio figlio. Andiamo a vedere questo videoclip. Videoclip, lettera a mio figlio. Adesso parte il servizio. Allora, professor Balò, intanto che speriamo che parta questo video perché non è facile, sono giornate anche un po' particolari. La mia preoccupazione è proprio questi messaggi devastanti che arrivano ai ragazzi. Questi messaggi che facciamo fatica anche noi a capire, pensate loro, ma soprattutto qualcuno che ancora dà la colpa a questi ragazzi. È colpa loro, non ascoltano, non sentono, invece... non studiano, sono fannulloni, pensano solo a divertirsi. Cosa dice, professore? Parto da un punto di vista da dirigente scolastico, ma soprattutto da padre di 4 figli che frequentano le superiori, tutti e 4. Quindi quello che invece mi accorgo è che vengono ascoltati poco, hanno poco spazio, diciamo che c'è quasi un piacevole, una piacevolezza nel vederli apatici, non partecipativi, eccetera. E questo secondo me ci stiamo, diciamo, tarpando il futuro, perché i ragazzi, appunto, come diceva giustamente, sono il nostro futuro. Devono acquisire senso critico, devono aver loro la parola. Io sto facendo il possibile nella mia scuola perché i ragazzi possano intervenire, anche contro magari il parere di qualche docente che dice: ma dai, lasciali lì tranquilli, quando non rompono le scatole si sta tutti meglio. In realtà no, perché poi ti lamenti perché non ti ascoltano, perché in classe non riesci a gestire la classe, eccetera. E quello che dicevo all'inizio, cioè è fondamentale che loro stiano bene a scuola, che capiscano che la scuola è fondamentale. Parlavo anche con qualche genitore facendo l'esempio del ragazzo che ha bloccato lo scippatore a Montebelluna. Il ragazzo che ha bloccato lo scippatore è un ragazzo della mia scuola, ma lo scippatore era un ragazzo che, prima che arrivassi io, è stato allontanato dalla scuola, è stato cacciato via ed è stato lasciato a se stesso, libero a delinquere. Ed è stato devastante per lui, ma può essere anche per gli altri e per la società in generale. Quindi la scuola su questo è centrale. Ma professore, basta prenderlo per mano questo ragazzo. Bastava ascoltarlo. Bastava ascoltarlo però. E capire quali erano i suoi disagi. E questo... sì. E sa perché glielo dico? Perché io ci vivo in mezzo a questi ragazzi e poi quando li guardo, li accarezzo, magari che loro non se l'aspettano, rimangono come che sta carezza, stupiti del fatto che li ascolti, che tu li ascolti, sì. Li accarezzi, li abbracci, li tocchi, il contatto. Cioè noi abbiamo dimenticato 3 anni di Covid che questi ragazzi non hanno ancora superato, anzi hanno acquisito diciamo dei modus operandi che sono di compensazione a delle mancanze che hanno avuto in questi 3 anni. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio, veloce. Sì, Mengella, ciao. Prima non sono riuscito a prendere la linea che c'era il professor Dal Paus. Volevo dire una cosa che però può riguardare un po' tutto quello che riguarda la nostra vita sociale. Dunque, il professor Dal Paus parlava di tecnici, di politici che molto spesso dovrebbero tacere perché non sono all'altezza, non conoscono quelli che sono veramente i problemi, come si devono risolvere. Io aggiungo una cosa, io penso che
Invece molti politici, non solo per quello che riguarda le esondazioni delle acque, eccetera, ma tutto per quello che riguarda anche quello che riguarda le scuole, che c'è il dirigente scolastico lì, certi problemi non siano mai stati affrontati nella maniera giusta, perché hanno sempre devoluto a coloro che venivano dopo, ma si arrangeranno coloro che vengono dopo. Questo è ancora più grave dell'ignoranza, perché l'ignoranza a volte può darsi che sia anche in buona fede, ma qui non voler vedere il futuro è proprio una mancanza di serietà, come si dice, di onestà intellettuale, insomma. Questo è ancora più grave. Grazie Livio, devo correre perché, come ho detto, chiuderemo anche prima. Comunque sei stato molto chiaro, ti ringrazio della telefonata, poi risponderemo. Andiamo a vedere questa lettera a mio figlio di Pablo Perissinotto e a sentire soprattutto. Sorridendo, se ti urlano addosso e con la felicità che li lasci più di sasso, li freghi scrivendo, amando e sognando. Chi ti vuole morto lo freghi vivendo, il casino che fanno lo freghi col silenzio, ti odieranno e tu fregali, tu dagli amore contro e chi è dentro il rancore ti vuole immerso e perso, lo freghi respirando la bellezza dell'adesso. Guarda su in alto verso il cielo, fai battere quel cuore, mettiti presto in salvo da tutto questo elettrocardiogramma piatto e non ascoltarli quelli che non vedono il miracolo, che scappano dal bilico senza un lato comico, per loro tutto un prezzo pure troppo modico, e gli occhi tuoi non parlano e il cuore è solo un muscolo, cerca il caldo e il freddo, non cercare il tiepido, e se davvero hai un sogno corri, vai a prenderlo, che forse della vita non sono molto pratico, ma una cosa l'ho capita, che basta sempre un attimo, che forse
Allora, come vi avevo anticipato, c'è questa emergenza, perciò andrà in onda questa edizione straordinaria, perciò chiedo a Pablo Perissinotto che saluti e che messaggio vuoi mandare questa mattina. Vi inviterò ancora, anzi se mi permetti darò il tuo numero e la tua mail al professore Ballon, che vorrebbe contattarti per vedere, magari fare qualcosa assieme per la scuola. Prego, come ci saluti Pablo? Che questa cosa che mi hai detto insomma, di condividere un contatto con il professore, che ho apprezzato veramente tantissimo, e sono contento che ci siano dei dirigenti scolastici come Massimo, veramente mi congratulo profondamente. Non so, dico sempre le stesse cose, cioè nel senso che io vivo una visione artistica che è fatta molto di sentimenti, e quindi su tutte le cause sociali che cerco di perseguire, che sono il bullismo, che sono la violenza di genere, che sono la sicurezza sul lavoro, è quella della consapevolezza, né più né meno, ma quella di portare avanti un concetto di consapevolezza, è un concetto di grande attenzione verso le cose che facciamo, e possono essere attenzioni anche morali e non solo oggettive. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie Pablo, grazie di essere stato con noi, grazie a Pablo Perissinotto. Un veloce saluto, professore. Intanto grazie per avermi invitato e poter parlare, che di scuola purtroppo si parla troppo poco, di ragazzi non si parla quasi mai, se non quando succede qualcosa di negativo. Invece ci sono tantissimi ragazzi che possono, diciamo, trovare nella scuola l'unica via possibile per diventare grandi e per fare un futuro un po' migliore anche per noi, insomma, cercando di migliorare quelli che sono i nostri grossi difetti, quindi ascoltiamoli e cerchiamo di tirarli su bene. Ecco. Grazie veramente a Massimo Ballon, dirigente scolastico in Audi Scarpa di Montebelluna, di essere stato con noi. Grazie, noi ci vedremo domani mattina perché appunto c'è questa edizione straordinaria. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Baccalà alla milanese con patate. Il baccalà è un cibo sostanzioso, ricco di proteine, di sali minerali, con pochi grassi e calorie. Per questo il baccalà è indicato nelle diete ipocaloriche se consumato al naturale. Ingredienti per 4 persone. 500 g di baccalà, 4 cucchiai di farina, 4 patate tagliate a tocchetti, un ciuffo di prezzemolo tritato, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, mezzo bicchiere di vino bianco, 2 cucchiai di passata di pomodoro, alloro, sale, pepe. Lavate il baccalà. Togliete la pelle e le lische. Tagliatelo a pezzi di circa 10 cm. Infarinate i pezzi di baccalà e metteteli a cuocere in una casseruola capiente con l'olio e l'alloro. Aggiungete le patate al pesce e fate cuocere con sale, pepe, vino, a fuoco molto moderato per circa 40 minuti, con il coperchio. Se vedete che il composto si asciuga troppo, aggiungete un po' di acqua o altro vino bianco. A cottura quasi ultimata, aggiungete la passata di pomodoro e il trito di prezzemolo. Servite e buon appetito!